Una maxi frode ai danni dell'Unione Europea su fondi PNRR è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia, che ha eseguito misure cautelari nei confronti di 24 persone su richiesta di Apple, la Procura Europea, e sequestri preventivi per oltre 600 milioni di euro. Interessati anche diversi paesi europei, dove hanno operato forze di polizia slovacche, rumene e austriache. Delle 24 misure, 8 sono in carcere, 14 agli arresti domiciliari e 2 sono interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Oltre 150 i finanzieri che hanno eseguito perquisizioni sul territorio nazionale in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, anche con l'ausilio di unità cinofile Cash Dog. L'attività di frode è attribuita ad un sodalizio criminale con il coinvolgimento di vari prestanome e l'ausilio di 4 professionisti. In una prima fase l'attività fraudolenta ha riguardato progetti per decine di milioni di euro finanziati con fondi del PNRR, erogati da Simest, società partecipata di Cassa Depositi e Prestiti, con l'obiettivo di sostenere le imprese italiane nel percorso di internazionalizzazione. Gli indagati in questo modo incassavano subito il 50% dei finanziamenti per progetti che poi non avrebbero mai portato a termine. Dalle indagini è emerso che l'organizzazione era dedita alla creazione di crediti inesistenti nel settore edilizio e per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese per circa 600 milioni di euro. Le successive attività hanno consentito di portare alla luce condotte di riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti illeciti attraverso un reticolato di società fittizie costituite anche all'estero, in particolare in Austria, Slovacchia e Romania. La ricostruzione dei flussi finanziari illeciti è stata possibile grazie agli approfondimenti svolti dai militari delle Fiamme Gialle su oltre 100 segnalazioni di operazioni sospette, che hanno permesso di individuare i promotori e gli agevolatori del sodalizio criminale. I criminali avevano inoltre affinato un apparato di riciclaggio protetto da tecnologie di ultima generazione e di società di cartolarizzazione dei crediti per occultare il business illegale e trovare nuove modalità di monetizzazione di crediti inesistenti. Tra i beni sottoposti a sequestro, appartamenti e ville signorili, criptovalute, orologi di pregio, oro e auto di lusso.